Il giorno dopo la bufera che ha travolto il Movimento 5 Stelle per l'ordine di scuderia inviato via chat che suggerisce ai candidati di tirare fuori il peggio che si possa tirar fuori, nefandezze e foto imbarazzanti degli avversari, è caccia alla gola profonda che avrebbe fatto uscire il messaggio inviato dal responsabile della comunicazione grillina. Un messaggio decontestualizzato, dicono i vertici veneti del Movimento 5 Stelle, per accusarci di gettare fango. Vogliamo che tutti gli elettori siano ben informati e che possano arrivare al voto preparati. Questa non è la macchina del fango, è la macchina della realtà, la realtà che noi vogliamo raccontare ai veneti, ha scritto in una nota il parlamentare bellunese Federico D'Inca. Nella tarda serata di ieri anche l'intervento di Jacopo Berti, consigliere regionale e coordinatore della campagna elettorale in Veneto, che ha pubblicato un altro pezzo dell'ormai famosa chat. La risposta alla domanda se bisogna infangare un avversario si legge in chat un chiaro no. Questa è la verità, dice Berti, che la definisce operazione trasparenza. Intanto oggi 17 consiglieri comunali grillini di tutto il Veneto hanno firmato una lettera in cui prendono le distanze da quanto accaduto. Il primo compito del Movimento 5 Stelle, scrivono, è riportare all'interno delle istituzioni i valori etici di verità da troppi anni calpestati. Siamo convinti, continuano nella lettera, che ci sia stato un grave fraintendimento ed è necessario fornire complete spiegazioni.